TG, una buona giornata, una buona domenica a tutti voi che ci state seguendo. In apertura c'è un vero e proprio appello, un allarme, un grido d'allarme che stanno lanciando gli imprenditori, come viene confermato proprio dagli esponenti della CGIA di Mestre, a causa di questi continui rincari, continui aumenti. L'aumento del prezzo del carburante in Veneto sta mettendo in grave difficoltà i cosiddetti padroncini. Nella nostra regione sono 75.820 idraulici, elettricisti, falegnami, tassisti, autonoleggiatori con conducente e ancora trasportatori, bus operator, agenti di commercio, solo per citarne alcuni, che ogni giorno per ragioni di lavoro si spostano con il proprio mezzo. L'allarme lanciato dalla CGIA di Mestre, che chiede con forza un intervento su due versanti. Il primo attraverso una riduzione delle imposte, il secondo rivolto specificatamente ai mezzi pesanti, chiedendo all'Unione Europea di modificare le disposizioni in vigore. Piccoli imprenditori artigiani che nel tempo saranno quasi sicuramente costretti a scaricare questi extra costi sul cliente finale, alimentando così l'inflazione, aggiunge il segretario regionale dei trasporti. Ma non solo i padroncini, tutta la filiera del trasporto riguardanti merci e logistica, e in particolare la gomma, ma anche le navi. Non è di questi giorni la protesta dei camionisti, perché il gasolio per l'appunto è aumentato, ma anche il metano è aumentato, e quindi mette a rischio la continuità aziendale di queste realtà. Tra la gente grande la preoccupazione anche per i rialzi delle materie prime, con il grano, le forniture di mais, i fertilizzanti e non ultimo il settore degli allevamenti. Noi purtroppo come Stato siamo privi di materia prima, abbiamo molto del turismo, ma non abbiamo le materie prime, toccherà approvvigionarle dall'Africa, dall'Australia e robe varie. Ci sono i dazi per andare in Cina, adesso bloccano la Russia che aveva la materia prima. L'America non è che può portare il gas sulle navi perché sarebbe un'utopia, quindi bisognerà approvvigionare materiale da Australia, Africa. Quello che stiamo assistendo è tragico, è una vera bomba atomica buttata, diciamo, nel mondo. È una seconda Hiroshima. Speriamo bene per tutto. Ma vorrei sperare che sia un po' prematuro doverci preoccupare in questi termini di quello che potrà accadere. Poi bisogna essere anche pronti a tutto, però non vorrei alzare la soglia della preoccupazione, ecco, in questa fase, ne abbiamo già tanti di pensieri. E questa crisi energetica, questi rincari, questi aumenti continui, e tra l'altro ci sono anche gli echi della guerra in Ucraina, che stanno mettendo in crisi soprattutto i settori del manufatturiero e del turismo. Abbiamo sentito tra l'altro anche nel servizio che è andato in onda poco fa. È un allarme che viene lanciato in questo caso dalla CISL. Dal punto di vista economico, uscire dalla pandemia e da questi venti di guerra non sarà facile. In Veneto diversi settori particolarmente colpiti, a destare la maggiore preoccupazione nuovamente l'ambito turistico, così da indagini della CISL regionale. Di seguito le aree economiche dove il rischio di perdita di posti di lavoro risulta essere ancora elevato. Sono più a rischio settori come quelli del turismo, dove il turismo anche russo, anche nel nostro territorio, era forte, e quelli di gran parte dei settori manifatturieri, dove la Russia era uno dei mercati di sbocco importanti. Vediamo già dei segnali. Qui serve sostenere le imprese, sostenere i lavoratori anche con un piano di tipo europeo, visto che l'Italia è uno dei paesi che soffrirà di più delle ripercussioni delle sanzioni. A fare da contraltare invece chi è occupato nel settore energetico, che avrà, sempre secondo lo studio della CISL, forti investimenti a favore. Avrà un lavoro in più da fare in questi mesi, perché uno degli sforzi fondamentali che dobbiamo mettere in campo è di riprogrammare la nostra strategia energetica per essere meno dipendenti dalla Russia. Dallo studio emerge dunque come il turismo, già fortemente piegato da 2 anni di pandemia, rischia nuove ulteriori difficoltà. D'altra parte il turismo si fonda su buone relazioni internazionali per far spostare le persone, e nel momento in cui le buone relazioni internazionali sono messe in discussione è chiaro che non può non esserci una ricaduta negativa. E dal suo canto il caro carburanti sta pesando, e parecchio, anche sulle tasche delle persone. Ci sono proprio i vicentini che abbiamo avvicinato al nostro microfono, che chiedono che il governo si attivi concretamente, però.
Nuova ondata di rialzi per i prezzi della benzina e del diesel che schizzano sia per quanto riguarda il self sia per quanto riguarda il servito, sfiorando e talvolta oltrepassando i 2 euro al litro. Per quanto riguarda il benzina eravamo a 1,8,99, adesso siamo passati a quasi 2 euro, praticamente 1,999, quindi diciamo che cominciamo a fare fatica anche noi a prendere carburante. Questa è la variazione fotografata negli ultimi 10 giorni, sulla quale ad incidere sarebbe anche lo scenario della guerra in Ucraina, che ha già avuto forti ripercussioni sul costo delle materie prime. In crisi autotrasportatori, tassisti, bus operator, che hanno visto aumentare i costi fissi delle loro attività, con la voce del carburante che rappresenterebbe il 30% dei costi totali di gestione di tali settori. Famiglie vicentine strozzate che pensano già a tagliare altre voci di spesa mensili. Penso che per qualche famiglia questo comporterà indubbiamente dei tagli e dei risparmi su altri prodotti o su altri servizi. Fai i conti alla fine della settimana, è quasi da cominciare a... Meglio comprare delle scarpe e cominciare a fare a piedi. Certo che se bisogna fare benzina la fai, paghi, e se dobbiamo stare qui a contare anche il minimo centesimo, dopo o stiamo a casa o andiamo in giro a piedi, in bicicletta, quindi insomma i comfort penso che si devono pagare. Andrà a tagliare su altro? Vabbè, per forza. Il gelato in meno, la birra in meno, dice meglio faccio il pieno alla macchina così vado a lavorare. Richiesta unanime l'intervento della politica sulla riduzione delle accise. Bisognerebbe sentire i politici perché, ribadisco, 2/3 del costo della benzina sono accise, non dimentichiamocelo, sono tasse. Ecco. Basti pensare a quello che costa la benzina a Livigno e quello che costa qui. La differenza è di 1 euro più o meno. E allora se ritoccassero un po' le accise, almeno in questo periodo che stiamo attraversando, senza ombra di dubbio la benzina scenderebbe a prezzi normali accettabili. Come se ne viene fuori? Sperando che si trovi una conclusione politica della vicenda. A risentirne abbiamo sentito, sono anche e soprattutto i trasportatori, i padroncini di mezzi, di camion e furgoni. Abbiamo degli esempi, sentiremo proprio le testimonianze dei diretti interessati da questo caro carburanti subito dopo il break. Rieccoci in studio, rieccoci in diretta. Prima della pausa appunto avevo accennato alle testimonianze dei diretti interessati da questi rincari, soprattutto dei carburanti, del gasolio in primis. Abbiamo sentito proprio queste persone. Allora abbiamo 2 testimonianze che arrivano, la prima dal Trevigiano, la seconda dal Bassanese. Ma sentiamo. Sono 75.820 in Veneto i trasportatori monoveicolari, più comunemente chiamati padroncini. Secondo la CGA sono loro, idraulici, elettricisti, falegnami, tassisti, autonoleggiatori con conducente, trasportatori, bus operator e agenti di commercio a pagare il prezzo più alto del caro gasolio. Già un mese fa dai nostri microfoni la Confartigianato Autotrasporti, marca trevigiana, aveva lanciato l'allarme sul costo del carburante. Oggi la guerra in Ucraina ha ulteriormente aggravato la situazione. Questa settimana il prezzo è lievitato di circa il 10%, significa che lunedì o martedì prezzi al distributore saranno tutti per il gasolio almeno sopra i 2 euro. Secondo i dati della CGA di Mestre, il parco mezzi dei padroncini vede quasi 413.000 autocarri, 355.000 veicoli commerciali leggeri, 21.000 motrici, oltre 3.600 autobus. Quella del carburante è la voce che mediamente rappresenta quasi il 30% dei costi totali di gestione delle imprese di autotrasporto, ma anche di tassisti e NCC, che ha visto aumentare esponenzialmente i costi fissi della propria attività con tariffe ferme da anni. Per le aziende di autotrasporto la strada per sopravvivere dunque sembra essere segnata. Aumentare le tariffe di trasporto. Questo andrà a incidere sulla produzione, andrà a incidere sui consumatori, ma noi non possiamo fare diversamente. Farci del male oggi per tenere i prezzi bassi e viaggiare sotto costo significa che domani la nostra azienda potrebbe essere in pericolo.
Gli autotrasportatori sono anche costretti a rivedere i propri piani di lavoro. Cominci a selezionare i viaggi, se questo viaggio non si può fare bisogna fermarsi. Ma per i padroncini lo scenario è ancora più complicato. All'aumentare dei costi riduce il suo guadagno fino ad azzerarlo, però oltre all'azzeramento non può andare a rimetterci di tasca propria per voler lavorare, quindi fate bene i vostri conti. Dalla CGIA 2 i versanti sui quali si potrebbe intervenire. Il primo attraverso una riduzione delle imposte, il secondo rivolto specificatamente ai mezzi pesanti, chiedendo all'Unione Europea di modificare le disposizioni in vigore affinché si possa incrementare ulteriormente il credito d'imposta per il rimborso delle accise sul gasolio. E adesso invece andiamo a Cartigliano, nel Bassanese. Abbiamo sentito il presidente del CTM, il Consorzio Trasportatori Montegrappa. Caro carburanti, una situazione che sta mettendo in ginocchio tutto il settore dei trasporti e le cose pare siano destinate a peggiorare, come conferma al nostro microfono il presidente del CTM, il Consorzio Trasportatori Montegrappa di Cartigliano. Un 30-35, adesso prevediamo anche il 40% dei costi solo del gasolio, è una bella botta. Noi facciamo forniture da circa 10.000 euro alla volta. Siamo a 14. Come riuscite ad andare avanti a sopportare questa situazione? Per ora pensiamo di fare degli aumenti che non saranno fatti chiaramente a caso, li valutiamo, cerchiamo di non incidere troppo sui costi anche dei nostri fornitori e clienti, però non è semplice da calcolare. Aumenteremo, c'è poco da fare perché finché ce la facciamo teniamo botta e poi siamo costretti, se vogliamo vivere e portarci a casa la paga a fine mese siamo costretti, altrimenti chiudiamo. Il consorzio è attivo dal 1976 con copertura nazionale. Monti è molto preoccupato soprattutto per il futuro dei dipendenti della società. Una cosa così non era mai successa, cioè proprio così pesante. Aumenti tutti gli anni li abbiamo, però li abbiamo sempre sopportati abbastanza bene. Adesso è un po' più un problema. Noi siamo una trentina fra soci e collaboratori, però abbiamo dopo il personale dipendente, qua dentro mangiano 50 famiglie, quindi è una preoccupazione anche per loro, se non per noi stessi. Che idea vi siete fatti voi di questi aumenti che sono arrivati praticamente all'improvviso? In maniera così forte? Questo è proprio un bel dubbio, perché non riusciamo a capire se è solo una speculazione da parte delle compagnie petrolifere oppure se c'è qualcos'altro in mezzo, perché proprio così tutto in un momento da settembre fino adesso un 40% ci sembra eccessivo. Sembra decisamente eccessivo, anche perché appunto, come abbiamo sentito nei vari servizi che avete seguito anche voi, è successo tutto abbastanza in maniera repentina, in pochissimi mesi ci sono stati registrati questi importanti aumenti. Guerra in Ucraina, tra l'altro allarme nucleare, dopo l'assalto alla più grande centrale europea c'è molta paura tra la gente. L'assessore regionale Bottaccin cerca in qualche maniera di rassicurare. Lo stiamo dettagliando, ovviamente come tutti i piani sono in continua evoluzione, ma esiste da parecchi anni. L'Italia è dotata di un piano di emergenza nucleare. Oltre 250 pagine che definiscono le procedure operative, le modalità di comunicazione alla popolazione, le attività di monitoraggio in caso di emergenza nucleare. È il piano di protezione civile che individua 3 scenari, il livello di attenzione più basso, di preallarme e allarme. In questo momento ci troviamo al primo stadio, non c'è nessuna preoccupazione, tranquillizza l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin, che poi spiega il perché del suo post pubblicato ieri sui social che aveva suscitato inquietudine tra i cittadini. Lo scopo non era quello di creare preoccupazione, ma quello anzi di dire: guardate che siamo organizzati, sappiamo perfettamente come affrontare questa questione. L'assessore Bottaccin entra poi nel merito di quanto accaduto l'altra notte con l'attacco alla più grande centrale nucleare europea. Si tratta di un impianto di seconda generazione con reattori a prova di artiglieria convenzionale, spiega l'assessore, che aggiunge come nell'assalto dell'altra notte non siano stati coinvolti proprio gli stessi reattori. Quella centrale non è come quella di Chernobyl, che era una centrale con reattore RBMK con acqua e grafite, mentre questa è di seconda generazione, più moderna, ad acqua pressurizzata, che prevede anche l'arresto automatico se va in crisi il sistema di raffreddamento. Nelle
cantieri di Verona e Belluno dell'ARPAV sono installate 2 centrali che monitorano ogni giorno dell'anno la radioattività nell'aria, ma anche costantemente vengono controllati acqua, suolo e cibi. Non è stato registrato nessun valore di emissione radioattiva. Nel caso durante gli scontri in Ucraina dovessero essere intaccati i reattori delle centrali nucleari, il piano è pronto con una serie di misure che coinvolgerebbero anche la popolazione a partire dalla fase acuta del passaggio della nube radioattiva. Anche semplicemente rimanere chiusi in casa con le porte e finestre chiuse riduce enormemente la possibilità di contaminazione. Nelle oltre 250 pagine del piano di protezione civile rientrano anche le pillole allo iodio, di cui si discute molto in queste ore, da somministrare però con modalità ben precise. Vanno prese durante la fase appunto acuta, non ha senso cominciare a prendere pillole di iodio adesso, pensando che fra 10 giorni, 5 giorni, 8 giorni, un mese succeda questa cosa. Dopodiché è una delle azioni. Certo è che c'è parecchia preoccupazione, questa minaccia del nucleare che arriva dalla Russia sta spaventando le persone. Abbiamo chiesto ai bassanesi cosa ne pensano. Sicuramente non è rassicurante, ma i poteri politici sono al di fuori delle nostre conoscenze, quindi non sapremo mai qual è la reale verità. Noi ci dimentichiamo sempre che siamo circondati dal nucleare, dalla Francia fino alla Slovenia. Non serve la Russia per aver paura del nucleare. Paura forse no, ma mi dispiace molto perché siamo tutti esseri umani, siamo tutti uguali, non ci dovrebbero essere differenze. C'è la minaccia anche del nucleare, a lei fa paura perché anche famiglia? Abbastanza, è un problema grave. Speriamo che la situazione si possa risolvere al più presto. La NATO comunque sta cercando di trovare delle soluzioni, mi auguro che tutto possa finire in meglio. Si sa che si fa anche un po' di strategia mediatica quando si parla di nucleare, tanti interessi, quindi speriamo che finisca il prima possibile, che è la cosa che ci aspettiamo un po' tutti, e che diplomaticamente si risolva la cosa. Minaccia del nucleare, a lei questo fa paura? Sicuramente mette una certa preoccupazione, una certa ansia, però noi siamo fiduciosi, siamo tutti abbastanza positivi, a parte il virus, e siamo sicuri che prima o poi arriverà qualche buona notizia. Certo è che la speranza è davvero tanta che questa guerra finisca, tante le manifestazioni intanto di pace che si stanno svolgendo in tutte le città d'Italia, anche nella nostra regione. Andiamo a vederle subito dopo il break. E siamo nuovamente in diretta, tantissime le manifestazioni di pace che si stanno svolgendo in tutto il mondo, a dir la verità, perché tutti quanti voi ricorderete senz'altro, avete davanti agli occhi le immagini di Berlino, davvero stracolma di gente per inneggiare alla pace, Praga lo stesso, Parigi, anche nelle nostre città del Veneto tantissime persone stanno prendendo parte a queste iniziative, queste manifestazioni per appunto chiedere la pace in Ucraina. E noi siamo stati a Bassano del Grappa, dove tantissimi anche sindaci, primi cittadini e prime cittadine del Bassanese hanno voluto partecipare a questa manifestazione, che tra l'altro è stata organizzata proprio dalla comunità ucraina del Bassanese. Questa manifestazione, organizzata dalla comunità ucraina, vede la partecipazione di tutti i comuni del nostro mandamento, e dunque con forza dobbiamo dare il nostro segnale per dire assolutamente no ad una guerra assurda contro ad una nazione che sta combattendo per la propria indipendenza. In moltissimi si sono dati appuntamento ai Giardini Parolini di Bassano per una grande manifestazione per la pace contro l'invasione russa in Ucraina. A lanciare la mobilitazione la comunità ucraina sul territorio bassanese, a cui hanno risposto tutti i sindaci del comprensorio.
tutti i comuni sono disponibili alla loro accoglienza dei profughi se ne hanno bisogno, e tutti i comuni si stanno attivando per raccogliere i beni di prima necessità da poi inviare alla Croce Rossa o alla Caritas, che li provvederà a consegnarli a chi ne ha bisogno. Oltre 500 persone, adulti e più piccoli, sono partite ordinatamente in marcia dai Giardini Parolini lungo Viale delle Fosse per poi raggiungere Parco Ragazzi del 99 in un cammino silenzioso al grido di gloria all'Ucraina. Questa invasione non ha senso, questa guerra che sta colpendo soprattutto i civili, donne e bambini che non hanno assolutamente nessuna colpa, deve assolutamente finire. Quindi è un dovere delle istituzioni essere presenti, essere a fianco alla comunità ucraina, e speriamo veramente che questa guerra finisca quanto prima. Abbiamo tantissime aziende che lavorano con la Russia, abbiamo tantissime aziende che importano anche materie prime dall'Ucraina, e sicuramente questa situazione non è solamente un danno a livello di Russia piuttosto che a livello di Ucraina, ma è veramente un qualcosa che poi a livello economico pagheremo tutti quanti. Per oggi la priorità è che questo conflitto finisca quanto prima. Ci occupiamo invece dell'accoglienza dei rifugiati che arrivano dall'Ucraina, sono soprattutto donne e bambini, lo sapete senz'altro, e c'è tutto un sistema sanitario che si sta attivando anche a Vicenza. Arrivano per vari canali, al momento soprattutto quelli amicali e parentali, vista la cospicua presenza di ucraini nel nostro tessuto produttivo che ospitano chi scappa dalle zone di guerra. Accoglienza su più fronti, compreso quello sanitario. Per i gruppi intercettati dalla prefettura, come è successo per le prime 6 persone tra mamme e bimbi arrivati a Vicenza, sono stati direttamente presi in carico, indirizzati all'ULSS 8. Per chi arriva autonomamente invece è attivo un numero verde e un indirizzo email dove attingere alle informazioni sulle procedure sanitarie relative ai rifugiati. È attivo un banner sul sito dell'ULSS 8 facilmente identificabile, emergenza ucraina, fra l'altro i colori della bandiera ucraina. Cliccando in questo pulsante appaiono immediatamente tutte le informazioni per i cittadini, enti o comuni della procedura sanitaria cui consigliamo di sottoporsi appunto anche per una sicurezza delle collettività che li accolgono. Per tutti i rifugiati in arrivo dall'Ucraina le linee guida prevedono l'effettuazione gratuita del tampone. Non solo, la task force del SISP impiegata per l'emergenza Covid ora sarà impegnata anche sul fronte della verifica della situazione vaccinale, sia per quanto riguarda il Covid sia rispetto alle altre vaccinazioni. C'è tutta una modalità sia di valutazione delle vaccinazioni pregresse. A volte però è difficile perché sono persone che arrivano senza documentazione, eccetera. Per cui gli si propone o una dose booster a completamento o addirittura un ciclo vaccinale, proprio perché siano protetti e alla fine abbiano anche l'ottenimento del Green Pass, che è necessario in futuro anche per eventuale inserimento nelle varie strutture. Pensiamo anche solo all'inserimento scolastico dei bambini. Ecco, e non solo il sistema sanitario in prima linea per accogliere i rifugiati dall'Ucraina, ma ci sono i comuni, ci sono le associazioni, privati cittadini che si stanno attivando per raccogliere beni di primaria necessità da poi portare in Ucraina. Una Mogliano solidale che ci piace. Un continuo via vai di auto e dai bagagliai, pannolini, sacchi a pelo, coperte e medicinali. Dalle 8:30 del mattino Piazza Caduti a Mogliano, proprio di fronte al municipio, si è trasformata in un centro di raccolta di beni di prima necessità per la popolazione ucraina colpita dalla guerra. Stamane mi si è riempito il cuore nel vedere centinaia di moglianesi riversarsi in piazza per donare, ha commentato il sindaco Davide Bortolato, che ha inoltre ringraziato le realtà che si sono messe al lavoro per raccogliere, stoccare e spedire i beni raccolti, Protezione Civile, Proloco, Caritas, Scout, ma anche assessori comunali. Tanta solidarietà, tanti moglianesi stamattina qui in piazza portano farmaci, beni di prima necessità, un grande lavoro della Protezione Civile, della Proloco e della Caritas, grazie ai tanti volontari disponibili. Il materiale raccolto è stato consegnato alla Caritas di Vittorio Veneto, che attraverso i corridoi umanitari li trasporterà in Ucraina, e una nuova raccolta è già stata fissata per il prossimo sabato 12 marzo via social o chiamando l'ufficio politiche sociali sarà possibile informarsi se in merito al materiale da raccogliere vi siano esigenze particolari. Restiamo nel Trevigiano, andiamo meglio a Treviso, dove abbiamo in collegamento, in diretta, il nostro Lucio Zanato. Lucio, che sta succedendo a Treviso?
Buongiorno Vanessa, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Intanto Vanessa ti faccio vedere le mimose, visto che sei donna, sei in studio, è un anticipo della tua festa per martedì, per te e per tutte le donne che ci stanno guardando. Siamo a Treviso, siamo alla Loggia dei Cavalieri perché oggi qui la CNA ha organizzato una giornata di attenzione per le donne, attenzione alla violenza delle donne. Una giornata per parlare di questo tema importantissimo, di questo tema che purtroppo è ancora presente nella nostra società. I dati che dava il tenente colonnello dei Carabinieri Torrini nel corso del suo intervento parlava dell'80% dei codici rossi, quindi dei codici di violenza, sono proprio dedicati, purtroppo sono dedicati a violenza alle donne. Ma sono chiamo qui vicino a me Ilaria Pimpinella, che è la presidente del coordinamento donne di CNA. Perché avete organizzato questa giornata e questo confronto anche con le autorità? Intanto buongiorno a tutti. Noi riteniamo che vi debba essere un cambiamento nell'approccio alle tematiche di violenza alle donne, e questo cambiamento può solo avvenire attraverso la cultura, quindi con approfondimenti in tema di violenza e in tema anche soprattutto di prevenzione. Ecco, a proposito di prevenzione, la frase, anzi la parola più importante data dalle forze dell'ordine è stata protezione, perché comunque le donne devono essere protette e devono avere la consapevolezza che se denunciano comunque verranno protette. Esatto, sì, perché c'è ancora tanto timore di denunciare, c'è vergogna quasi nel denunciare e in realtà noi spingiamo a questo, cioè il nostro cambiamento parte anche dal superamento di questo stato d'animo femminile, di non sentirsi in colpa nel denunciare, di non essere colpevoli di innescare reazioni maschili violente, ma quello proprio di portare alla luce questi comportamenti. Ilaria Pimpinella è anche avvocato, quindi questi temi li ha visti anche dal punto di vista della legge. Quante donne si avvicinano magari proprio agli avvocati cercando di trovare una sponda che non sia e dice non so, no, ma non lo voglio denunciare, ma come posso fare? E voi cosa rispondete? Questo è una situazione un po' difficile da superare. Tante donne si avvicinano a noi, forse avrebbero più bisogno di un ascolto diverso e a volte ritirano anche le denunce, spesso accade, ritirano le denunce oppure cercano di sminuire i fatti, però una violenza è violenza. Ecco, poi voi vi trovate a fare anche il confronto con la controparte. Quanto senso di possesso c'è da parte degli uomini? Perché poi i femminicidi sono in realtà l'ennesima, diciamo così, il lato estremo di un possesso, l'abbiamo visto nel corso anche di questa settimana, cosa è successo a Casale sul Sile. Sì, esatto. La morte purtroppo è una conseguenza, non dico inevitabile, però quando si sommano vari episodi di violenza purtroppo si può arrivare anche al caso estremo e tutto questo deve essere superato. Esatto, però qui si è parlato ma si è anche fatto, Vanessa, e devo dire che CNA ha messo in pratica delle cose, quindi Vanessa e anche tutte le nostre telespettatrici, attenzione perché qui c'è un momento un po' particolare. Avete fatto prove pratiche, giusto? Certo che sì, abbiamo fatto prove pratiche con il nostro relatore, il dottor Michele Rizzo. Che adesso chiamiamo, sì. Michele Rizzo, se viene. Ecco. E lui ci ha insegnato qualche tecnica di prevenzione e autodifesa. Adesso ce lo farà vedere. Sì. Ecco, allora usiamo la presidentessa ovviamente come controparte, diciamo così, che deve difendersi, e abbiamo il formatore. Allora, intanto la prima domanda è: quante donne vengono, si prendono coscienza che, diciamo così, degli atti di difesa non sono così da mettere in secondo piano, anzi a volte sono una buona soluzione, e soprattutto è difficile raccontare, anzi insegnare loro come difendersi? Sì, allora sulla consapevolezza, che è la cosa più importante, negli ultimi anni, 10 anni almeno, avevo fatto parte anche di alcune associazioni in tal senso, si è cercato proprio di sensibilizzarle su questo problema della consapevolezza del pericolo e anche però della consapevolezza sulle loro capacità e possibilità, che possono fare moltissimo se allenate in maniera corretta e quindi dandogli quella sicurezza di poter realmente fare qualcosa per loro. Ecco, il consiglio alle donne che in questo momento vi stanno vedendo è che dicono ma se io dico a mio marito che devo fare un corso antidifesa sembra quasi che lo offenda.
Beh, innanzitutto il consiglio che do di trovarsi ovviamente dei corsi specifici in base alle loro esigenze, perché l'autodifesa è un termine troppo grande, troppo vasto, che comprende troppe cose e sicuramente non si può neanche illudere le persone, ma neanche anche gli uomini, che con poche lezioni e poche tecniche si impara realmente a difendersi. Però con istruttori magari qualificati che hanno esperienza sul campo si può sicuramente dare delle tattiche preventive, tecniche, più che insegnare a combattere, che sono assolutamente idonee, ed è un regalo che fanno loro stesse. Anche perché Lucio, qui appunto Vanessa e tutte le nostre telespettatrici, se mi senti, eccoti qua Lucio. Vai. Volevo chiederti una cosa, anzi se puoi rivolgere la domanda all'istruttore. Il grosso dei problemi è quello proprio psicologico, perché magari una persona, una donna in questo specifico caso, può essere preparatissima a livello proprio di difesa, autodifesa, però c'è sempre quel blocco psicologico nel momento in cui ci si trova ad affrontare una situazione così difficile di aggressione. Sì, esatto, tanto è vero che questo è un altro degli aspetti che sono stati affrontati nel corso di questo seminario, il famoso blocco psicologico di cui parlavamo prima. Sì, assolutamente. La cosa più importante è la gestione dell'atteggiamento mentale. Senza questo è inutile neanche parlando di difesa reale sulla strada, quindi fuori dalle palestre, fuori dallo sport, è inutile parlare di difesa personale. Se la testa non mi regge allo stress nel momento del bisogno, tutte le tecniche che io posso aver imparato, appreso, avranno difficoltà ad essere messe in pratica in una realtà senza regole, improvvisa, che dura pochi secondi. Ma esistono queste tecniche? Cioè una donna può imparare a gestire quella paura che ti paralizza e che fa sì che l'aggressore diventi anche un violentatore? Ma diciamo che le tecniche devono essere allenate, devono essere molto semplici, inoculate sotto stress e devono diventare automatiche, quindi ci vuole un certo tipo di allenamento che deve essere focalizzato a questo. Quindi però si può fare, cioè ci si riesce. L'addestramento è quello che ha permesso all'uomo nella sua evoluzione di affrontare qualsiasi tipo di minaccia, altrimenti non saremo qua. Bene, allora Vanessa, adesso facciamo la prova pratica, perché so che hai anche altri ospiti. E allora, adesso cosa facciamo vedere, professore? Sì, allora un set molto semplice in cui, nonostante appunto la differenza fisica tra me e lei può colpire delle parti molto sensibili per poi riuscire a guadagnare immediatamente la via di fuga e chiamare le forze dell'ordine o l'aiuto di qualcun altro, qualche passante. Ecco, facciamola vedere piano, così le nostre telespettatrici e anche Vanessa che è in studio vede, così hai capito come ti devi difendere. Vediamo prima e spieghiamo un po' la cosa. Allora, innanzitutto è interessante vedere come Ilaria si trova vestita come può essere vestita tutti i giorni, ok? Quindi non in tutta ginica, non avendo fatto riscaldamento. Tiene un profilo per l'equilibrio ed esporre il meno possibile le parti vitali o più delicate del suo corpo. Quindi un piede in avanti, insomma. Esattamente, c'ha un piede destro o sinistro, non ha importanza, è importante che tenga un profilo, alzerà le braccia a mo' di palizzata davanti a lei anche per tenere una distanza dall'aggressore, e in maniera molto economica con la destra dall'alto verso il basso colpirà, andrà a colpire di gomito e chiuderà col braccio sinistro, no? Ecco, la facciamo vedere in velocità, poi però mi fa vedere proprio direttamente l'effetto sul volto, magari vanno via. 1, 2, 3. Ecco, adesso i guanti li tengo io. Facciamo vedere in rallentato invece dove dovrebbe colpire veramente. Allora, io come aggressore opponente fisicamente più pesante tenderò per forza tendenzialmente a chiudere la distanza, no? Quindi lei già con questa forma di palizzata difensiva vuole mantenere una distanza. Improvvisamente dall'alto verso il basso andrà a colpire il mio triangolo di riferimento tra occhi e naso, che è molto sensibile, chiuderà con una gomitata alla mascella o alla mandibola e subito dopo con una mano aperta colpirà il mio lobo, l'orecchio, la parte del padiglione acustico, in modo tale che la compressione può dare e dopo immediatamente cercherà di guadagnare la fuga. Sì, perché poi tutto questo è finalizzato a scappare e cercare ovviamente... qualsiasi forma di difesa personale dovrebbe essere finalizzata a livello tattico alla prevenzione, prima di tutto, leggendo gli stimoli ambientali, capendo se c'è una minaccia, non essere distratti col telefonino o con qualsiasi altro strumento, quindi imparare a capire consapevolmente dove sono e dove mi trovo in quel momento. Poi se la sfortuna in quel momento è incalzante, bisogna saper mettere un'abilità tecnica molto semplice in campo da poter avere una via di fuga. Lei fa questo non per combattere o per fare modello da film hollywoodiano, tutte cose che non sono realistiche. Cerca di fermare quel tanto che basta per poter riuscire a fuggire e chiamare aiuto.
Ecco, Vanessa, hai capito la lezione? Dobbiamo chiedere qualcos'altro? No, allora, come direbbero i latini, facile a dirsi, difficile a farsi, perché bisogna trovarsi davvero in quel momento. Come ha detto anche l'istruttore, l'allenamento diventa fondamentale poi proprio per riuscire a superare anche lo scoglio emotivo. Io, grazie Lucio, grazie intanto di questi così accenni di autodifesa. Mi lasci dire un'ultima cosa? Certo. Mi lasci dire un'ultima cosa? Allora, la prima cosa, l'appello di CNA a tutte le donne per l'8 marzo, ma anche per il 9 marzo, 10 marzo, l'11 marzo, l'appello qual è? Allora, l'appello è quello di iniziare un cambiamento e iniziarlo attraverso la cultura, e anche oggi l'abbiamo dimostrato, la cultura è conoscenza. Grazie a Ilaria Pimpinella, grazie a CNA. Con la collaborazione di Daniele Franceschi, se non sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie allora al nostro Lucio Zanato, e noi ci separiamo per una breve pausa, ci troviamo subito dopo. E siamo alla cronaca. Poco dopo le 3 di oggi, vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in un appartamento a Verona. Il fuoco si è sviluppato al 3° piano di uno stabile. Vedete le fiamme, che conta 8 appartamenti in piazza Versa. All'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, le fiamme avevano completamente coinvolto il locale soggiorno dell'appartamento abitato da 5 persone. I pompieri hanno operato con l'autoscala per portare in salvo 4 persone che erano bloccate sui balconi a causa del calore e del fumo, prima di iniziare con lo spegnimento delle lingue di fuoco. Per 2 di loro è stato necessario il ricovero per intossicazione da fumi. Le operazioni di soccorso sono proseguite fino alle 8 di questa mattina. Lo stabile ha subito danni strutturali solo fortunatamente nell'appartamento interessato e in quello ubicato al piano superiore. È stato necessario dichiarare inagibile parzialmente la struttura. Le cause del rogo adesso sono al vaglio del personale tecnico dei vigili del fuoco. Invece i carabinieri hanno sgominato una pericolosa banda di giostrai. La tecnica utilizzata è quella della marmotta, ordini rudimentali ma potentissimi, infilati nella fessura dei bancomat in modo da squarciarli velocemente, prelevarne il contenuto e poi darsi alla fuga. E questo a bordo di una berlina di grossa cilindrata, una Volkswagen Phaeton, diventata quasi un segno distintivo. Un copione che tra la fine del 2020 e per l'intero 2021 si è ripetuto più volte in tutto il nord-est, da Pordenone a Trento, in particolare nei territori di Venezia e Treviso. L'elenco dei colpi è lungo, da Valdobbiadene a Eraclea, Bibione, Quarto d'Altino, fino alla folle notte del 12 maggio 2021, quando blitz ed esplosioni si susseguirono da Semonzo di Borso del Grappa, Valdobbiadene, Pieve di Soligo, Moriago della Battaglia. Da allora le indagini dei carabinieri del Comando Provinciale di Treviso, coordinati dalla Procura, sono state serrate fino all'epilogo di questi giorni. 11 le persone, tutti cittadini italiani, ritenuti gravemente indiziati di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati. 9 i residenti nel Trevigiano, 3 in provincia di Venezia, come centrale operativa sia per la preparazione degli ordini che per la spartizione del bottino era un'abitazione con garage a Marino di Piave. Ad agire un vero e proprio comando. C'era un'organizzazione assolutamente strutturata dove proprio il fatto di aver definito per ciascuno dei componenti il ruolo faceva sì che le azioni criminose si svolgessero in pochi minuti, in pochissimi minuti, quindi in modo tale da eludere l'intervento delle forze dell'ordine, allontanarsi in maniera velocissima dalle località, appunto dagli istituti di credito piuttosto che dagli uffici postali che venivano assaltati. Preciso l'identikit, così come il curriculum criminale. Parliamo di gente che non si tira indietro se c'è da delinquere, parliamo di giostrai. A comprovare l'attitudine a delinquere sono però anche altri particolari. Quando i carabinieri sono andati a cercarlo in casa sua sostanzialmente non c'è stata una difficoltà a reperirlo perché si era letteralmente nascosto sotto un cumulo di panni da lavare in una lavanderia.
protetto ovviamente dai suoi congiunti, eccetera. I componenti della banda dovranno rispondere anche di riciclaggio e resistenza pubblico ufficiale. La loro auto infatti era una supercar del crimine dotata di disturbatori di frequenza ma anche estintori da azionare in caso di inseguimenti, come è successo una notte nel territorio del Coneglianese. Manovre pericolosissime che hanno messo in pericolo gli stessi militari che li avevano intercettati e seguiti. L'estintore rischia di creare un momento di non così visuale, per cui a quelle velocità perlomeno si rischia sicuramente in fine fuoristrada di urtare qualcosa. Di uno sforzo investigativo importante parla il comandante provinciale Gianfilippo Magro. Il nostro territorio merita tutta l'attenzione possibile contro il crimine. Non ci fermiamo qui. Le sue parole. L'UL7 Pedemontana, cambiamo completamente argomento, mette in vendita 3 immobili a Trieste per un valore di 1,5 milioni di euro. Dal risultato dell'asta non c'è traccia in albo pretorio e intanto il percorso non è stato portato di recente all'attenzione del territorio. Sentiamo. Vendesi 3 palazzi nel cuore di Trieste per un valore complessivo di 1,5 milioni di euro. Niente di strano fin qui, se non che a vendere le proprie quote all'interno di 3 palazzi triestini di grande valore è l'ULS7 Pedemontana e che il territorio non ne sa quasi nulla. È andato a scadenza il bando pubblicato dall'azienda sanitaria bassanese nel novembre del 2021 che aveva appunto per oggetto l'alienazione di 15 quote su 20 di 3 fabbricati situati nel centro di Trieste. Nel bando sono stati inseriti 3 lotti separati. Il primo è situato in via di San Vito, in una zona centrale del capoluogo regionale. Un palazzo il cui valore complessivo è di 1.114.800 euro, la cui quota di alienazione riguardante l'US7 parte da una base d'asta di 858.000 euro. Il secondo lotto al civico 23 di via Cancellieri ha un valore complessivo di 148.000 euro, con base d'asta per l'alienazione della proprietà dell'azienda sanitaria di 111.000 euro. Il terzo lotto, via San Marco 59, è pure in una zona molto centrale di Trieste e ha un valore complessivo stimato di 202.000 euro, di cui 152.000 per quota di alienazione nella proprietà dell'ULS7 Pedemontana. Il bando è scaduto il 10 dicembre, ma non c'è traccia nell'albo pretorio di come sia andata a finire la vendita. Inoltre, tutti gli immobili, nonostante 2 di essi abbiano valori piuttosto alti, sono stati inseriti nell'allegato B del procedimento attivato dall'azienda sanitaria, dove figurano invece solo alienazioni minori di 150.000 euro. Quel che lascia però perplessi molti cittadini e pure parecchi amministratori è il fatto che questo percorso, iniziato nel 2018, non sia stato portato di recente all'attenzione del territorio. Esattamente come è accaduto più volte in altre situazioni con il DG Carlo Bramezza. Ora la Pedemontana e il Bassanese vogliono sapere perché, nonostante le premesse e il mercato siano probabilmente cambiati dalla data di avvio di quel procedimento, questi palazzetti siano finiti all'asta. E, visto che ci siamo, sarebbe bello anche capire se la sede della Scuola di Sanità di Montecchio Precalcino è destinata a fare la stessa fine. Adesso invece ci occupiamo di una questione calda, una questione che sta preoccupando parecchio anche le persone, ovvero la carenza dei medici di base. Andiamo ad Altavilla Vicentina perché appunto per affrontare questo problema importante, questa questione importante, si è messa in gioco proprio l'amministrazione comunale. Vediamo. Medicina integrata di gruppo che ad Altavilla Vicentina, come in altre realtà, fa i conti con la carenza di medici di base. Qualche mese fa l'amministrazione ha avviato una raccolta firme, portate poi all'attenzione dell'ULS 8. Noi abbiamo rappresentato all'ULS che abbiamo più di 1000 firme raccolte per sostenere la nostra azione volta a mantenere innanzitutto il livello di assistenza con la medicina integrata di gruppo, che è stata una delle prime, forse la più storica che c'è nel territorio e stava funzionando molto bene. Adesso comunque abbiamo provveduto a ridurre anche le spese di affitto perché lo stabile è di proprietà del comune, le abbiamo quasi dimezzate e quindi pensiamo che ciò renda più appetibile anche ad altri medici approcciarsi a questa struttura, quindi arrivare quantomeno a 5 medici che siano quelli che assicurano la buona gestione della medicina integrata di gruppo. Soluzioni possibili al vaglio, tra cui la proposta del primo cittadino di chiamare gli specializzandi proprio per coprire le esigenze di chi, soprattutto anziani rimasti senza medico, sono costretti a rivolgersi fuori comune. Io pensavo e speravo che venissero avvicinati gli specializzandi
che magari con un numero anche se ridotto di pazienti assistiti potessero comunque dare una massa di potenza, no? Massa d'urto che potesse assolvere una parte di questi nostri cittadini che sono stati costretti a emigrare fuori paese. Adesso ne approfitto per guardare insieme i dati che sono stati divulgati da Azienda Zero, le variazioni che riguardano i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore che si attestano a 3.029, i nuovi quindi positivi 3.029, la variazione dalle 8 di ieri, di sabato. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, ci sono 3 pazienti in meno in area non critica, 2 nuovi pazienti in terapia intensiva. Il totale dei ricoverati positivi in area non critica è di 474 persone, invece ricoverati positivi in terapia intensiva è di 38 persone in totale. 6 invece le persone che non ce l'hanno fatta e hanno perso la vita a causa Covid. Andiamo invece a vedere com'è la situazione vaccinale. Allora, la variazione di 10.271 dosi in più che sono state fatte nelle ultime 24 ore, di queste 554 sono prime dosi, 1.807 i cicli completati, 7.910, questo è un numero decisamente importante, le terze dosi, quindi le dosi definite booster. Il totale delle vaccinazioni è pari a 10.858.602 e per quanto riguarda la percentuale delle dosi somministrate in base alle dosi fornite si parla dell'89,2%. Di conseguenza, insomma, questa campagna vaccinale sta continuando, sta proseguendo in maniera importante, chiari sono i numeri che abbiamo appena visto. Adesso invece una nuova panchina per ricordare il giovane Mattia morto sul lavoro. Abbiamo apprezzato molto che fuori del nostro paese, del nostro comune, sia arrivato il nostro dolore, sia arrivata la nostra voce. Una panchina bianca per ricordare una morte bianca. Quella del 23enne Mattia Battistetti, deceduto il 29 aprile dell'anno scorso in un cantiere edile a Busta di Montebelluna. La scopertura nell'area del centro culturale Due Mulini di Castelfranco. Rientra nelle corde della nostra associazione. Nel nostro statuto c'è per definizione l'inclusione. Una panchina, ma di fatto un monumento per non dimenticare chi è uscito di casa per andare a lavorare e non è più tornato. Sono 1441 morti nel 2021 che sono pari a 4 morti al giorno. Drastica l'analisi dell'Associazione degli Invalidi del Lavoro. Gli operai sono ricattabili purtroppo dalle aziende e qui ci dovrebbero essere i controlli dello Spisal e dovrebbero essere con la mano pesante. Ma ancora più forte il grido che la famiglia di Mattia ha lanciato anche in questa occasione. Ho gridato il mio urlo di dolore a tutti, al ministro, ai prefetti, agli onorevoli, ai sindacati. Tutti promettono, lusingano, ma passato un giorno, un altro giorno, tutto cade nel dimenticatoio. È ora di dire basta alle parole soffiate al vento, basta promesse non mantenute. Mattia è stato ucciso. La negligenza e le superficialità di 10 persone indagate per omicidio colposo hanno stroncato per sempre il sorriso di Mattia. Giustizia che noi come famiglia dobbiamo rendergli, ad ogni costo. Un dato davvero sconvolgente, pensare 4 morti sul lavoro al giorno, davvero sono numeri che fanno rabbrividire. Continuano ad arrivare i lupi, cioè continuano ad essere attivi più che altro, purtroppo ai noi, i lupi sull'altopiano. Adesso a rimetterci c'è stato una bestiola, un animale, un cane. La primavera si avvicina e i branchi di lupi che stazionano ormai da tempo sull'altopiano dei 7 comuni vanno alla ricerca di cibo nei paesi e nei pressi delle case. A volte riescono a trovare qualche avanzo, altre volte a pagare il prezzo della fame dei predatori sono gli animali domestici. Ecco un video che arriva da Gaglio e che mostra l'ennesima predazione di un cane. 5 marzo 2022, davanti alla casara, proprio davanti al piazzale, i lupi questa notte
proprio vicino all'entrata, hanno preso il mio cane, me l'hanno ucciso, me l'hanno trascinato giù per la valletta, quindi lo hanno proprio dissanguato, si è proprio dissanguato, me l'hanno trascinato ancora, e qui un po' più avanti me l'hanno sbranato. Ecco qui il mio cane sbranato. Abbiamo i lupi che ci entrano dentro casa ormai e nessuno fa più niente, nessuno fa qualcosa. Grazie infinite. Adesso una mostra dedicata a Pierpaolo Pasolini a 100 anni dalla nascita. In stretto dialogo con la mostra in corso a Santa Margherita, dedicata a Renato Casaro, l'ultimo cartellonista del cinema, il Museo Salce celebra nella chiesa di San Gaetano, per la prima volta sede espositiva, i 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini, e lo fa esponendo i manifesti per il cinema del regista e scrittore di Casarsa, che con la sua famiglia aveva vissuto per diversi periodi anche a Conegliano. Siamo partiti ovviamente dal centenario di Pierpaolo Pasolini, della sua nascita, che è quest'oggi, e l'intento è proprio quello del Museo Nazionale Collezione Salce di ricordare questa figura così importante per la nostra storia e dall'altra parte di creare anche questo suggestivo dialogo con questo spazio, la chiesa di San Gaetano, che è una perfetta cornice per esporre questo nucleo di 21 locandine originali che provengono dalla Cineteca del Friuli di Gemona, e quest'opera che è stata realizzata per l'occasione da parte del maestro Renato Casaro. I manifesti provengono dalla Cineteca di Gemona del Friuli, una delle 5 più importanti d'Italia. Che originariamente erano conservati a Venezia presso il fondo da campo, che adesso a Gemona, una selezione bella e che fa la sua bella figura, piccolina ma bella. A Cattone, Mamma Roma, il Vangelo secondo Matteo, Salò, in mostra fino al 3 luglio locandine che costituiscono delle opere a loro volta strettamente legate alla storia e alla società italiane. È veramente un artista poliedrico come gli artisti erano poi nel passato, quindi lui è assolutamente contemporaneo, è stato profetico, ma ha questa forza appunto di grande collegamento con la storia e con l'arte del passato. Una mostra da visitare senza dubbio, e questo era anche il nostro ultimo servizio. Ricordo gli appuntamenti con l'informazione serale: 18:50 TG Bassano, 19:15 TG Vicenza. Grazie per averci seguito, una buona giornata, arrivederci.